Buonasera cari telespettatori, siamo sempre noi di iReporter per te. Questa sera come sempre due tematiche per voi per cercare di carpire la vostra attenzione e soprattutto le vostre opinioni. 049 80 777 57. Partiamo subito con la prima delle due tematiche, nuovo polo ospedaliero. Ci siamo chiesti serve davvero? Sì, no e come, in che maniera? Ne parliamo con chi? Con Giuseppe Montante, vice segretario nazionale ANAO Assomed. Con 2A. Successivamente, ANAO 2A, sì. Correggiamo al volo, ANAO. E successivamente si parlerà dell'ARPAV Padova, rischio chiusura, quindi un altro laboratorio molto importante e vedo già di lontano il prossimo ospite. Allora, mentre io correggo l'errore di battitura, che è appunto la doppia A in ANAO, addentriamoci in ciò che è la tematica. Serve davvero? Noi sappiamo, partiamo da qualche dato così veloce, che sono stati stimati come spesa 650 milioni, siamo nella zona di Padova Ovest, pensate che 150 milioni servirebbero teoricamente per bonificare l'area. Ricordiamo anche poi nel discorso l'esperienza dell'Umberto I a Mestre, un'esperienza da molti tacciata come negativa. Andiamo ad addentrarci insieme a lei su quali sono i punti di domanda su appunto questo progetto, che è ancora lì comunque in fase di decisione. Non c'è un nome effettivo di questo polo ospedaliero e soprattutto le varie parti non sono di certo concordi sul da farsi. Prego. Beh, alla domanda se serve un nuovo ospedale a Padova che sostituisca l'ospedale civile, la risposta teorica è sì. L'ospedale civile è stato ipotizzato negli anni 50, con logiche degli anni 50, in rapporto a tecnologie degli anni 50 e a una visione della città degli anni 50. Esatto, noi ricordiamo, per chi non lo sapesse, siamo nel 2014, la medicina ha fatto 64 anni, sono tanti salti alla grande. Oggi l'area sanitaria fra tutte le aree è quella che ha più rapida evoluzione. Sì. È anche una categoria, logicamente sì. Parlo dei medici, che è sempre con un libro in mano, si deve sempre preparare, deve sempre comunque studiare e Siamo aggiornarsi. Siamo diventati dei medici informatici ultimamente. Detto questo è un ospedale che resiste 64 anni o 60 anni, quello che sia, è già tanto. Una volta l'urgenza media era 15 giorni, oggi è 5 giorni. Una volta gli interventi chirurgici di ernia si stava ricoverati 4-5 giorni, oggi in molti casi nemmeno si ricovera, si fa in chirurgia ambulatoriale protetta. Sì. Cioè, il mondo se sei in piedi puoi andare a casa, questo è un po' a volte... Il mondo è notevolmente cambiato, la malattia tumorale in buona parte, non dico che è stata vinta perché sarebbe un assurdo, però con metodologie sistematiche di diagnosi precoce si è riuscito molto ad arginarla e questo è dovuto all'evoluzione. L'ospedale civile ormai per concezione è vecchio, quindi un nuovo ospedale servirebbe, anche perché ormai nella logica di programmazione ospedaliera gli ospedali non stanno in centro, stanno nella cintura di una città perché devono avere via di accesso, perché devono poter servire il 118 in modo rapido, perché. Però, quando si ipotizza un nuovo ospedale, è come ipotizzare una spesa importante. Vabbè, in qualunque città la costruzione di un nuovo ospedale non fa altro che stimolare un dibattito notevole. Motivo del mio interessamento è soprattutto la constatazione che siamo alla quinta volta dall'84 ad oggi che si parla di nuovo ospedale, negli ultimi 7 anni si parla in modo sistematico di un nuovo ospedale, sono usciti fuori 2 progetti sul nuovo ospedale, ma il dibattito pubblico, nei giornali, nelle televisioni, tra politici, si limita solamente a parlare del sede del nuovo ospedale, esatto. Quindi una visione urbanistica, metodologie di finanziamento, tutte cose molto importanti,
Però progetti faraonici di un ospedale che deve interessare non solamente la città, la provincia, la regione, ma un ospedale nazionale, il sistema Windows che sfasa, un ospedale nazionale, addirittura europeo. Qualcuno scherzando dice, ma perché non planetario o galattico? Ovviamente è uno scherzo, e lo scherzo è una provocazione. Una provocazione. Ma nessuno ha mai parlato, sì, ma questo ospedale dobbiamo costruirlo, a chi deve servire, prima di tutto? Come deve essere costruito? Quali sono i bisogni che immaginiamo? Non quelli attuali, ma fra 15 anni. È un ospedale che deve perlomeno stare in piedi altri 50 anni. Fra 65 anni. Dico bene, in pratica il progetto, logicamente, io per semplificare l'ho visto così, il progetto riguarderà l'innovazione, quindi tecnica, tecnologica di questo ospedale, si tenta di costruire, il progetto insomma è quello di costruire un ospedale di categoria di serie A, dico come per i frigoriferi. Noi invece adesso purtroppo ci ritroviamo con qualcosa che è di serie C. Era un ospedale di serie A, anche l'ospedale civile quando però esatto, però purtroppo come ha detto lei i tempi sono cambiati, sono passati, c'è un'evoluzione. Ma questo è anche giusto ipotizzare un ospedale di serie A, però c'è tutto un intorno. Il dibattito c'è stato, sono state fatte delle analisi epidemiologiche a cosa dovrà servire questo ospedale, quale tipo di patologie, è stata fatta un'analisi dei bisogni, fa parte di un progetto integrato che riguarda l'ospedale, il territorio, perché ormai non sono due mondi divisi, l'ospedale e da una parte c'è il territorio sanitario. Perché oggi la moderna medicina spinge a fare la diagnostica precoce delle malattie, cioè la prima frontiera di aggressione delle malattie non è più l'ospedale, è un territorio che funziona abbastanza bene. Pensare che sia l'ospedale significa continuare a pensare, io sono un ospedaliero, quindi quanto dico viene forse da una fonte non sospetta, continuare a pensare che sia l'ospedale la frontiera di tutto è errato, è antistorico, è vetusto. Oggi già la prima cura deve essere negli ambulatori, nel territorio. L'ospedale ci si va solamente quando la diagnosi è fatta, o quasi, quando si hanno delle malattie molto importanti, quando la seconda condizione è... Ma da noi, lei mi insegna, non funziona così. Noi cittadini intasiamo logicamente il pronto soccorso per qualsiasi cosa, non abbiamo ancora recepito il fatto che c'è un medico di base a cui recarsi per almeno avere qualche indicazione se correre o no a un pronto soccorso. Perché noi abbiamo una visione della sanità, soprattutto sia nel territorio, soprattutto, ma come pazienti più che come operatori, di tipo individualista. E noi crediamo che la sanità nel territorio sia solamente in rapporto con il medico. Lo è molto importante, ma il medico è un qualcosa che funziona all'interno di un sistema dove attraverso la tecnologia, attraverso procedure, protocolli, collegamenti fra alta integrazione fra ospedale e territorio, tutto questo permette di selezionare i pazienti e far sì che un paziente sia ricoverato in ospedale con la diagnosi già fatta. Non occorre che qualcuno rifaccia la diagnosi, ma ovvio ci vuole un rapporto di fiducia notevole tra chi la fa e chi riceve. Secondo, il paziente viene dimesso dall'ospedale con i punti addosso, ma per fare questo, perché il paziente non rischi, occorre che vi sia un territorio ben strutturato, che condivida regole, procedure, rigore, tecnologia, tutto. Noi questo ce l'abbiamo nel territorio, noi abbiamo 3 ospedali, bisogna capire se comunicano, se effettivamente c'è un po' di caos, nonostante si parli di eccellenza del Veneto. Lei ha la sfortuna in questo momento di parlare con, da 20 giorni in pensione, l'ex responsabile del poliambulatorio dei Colli, dell'ospedale dei Colli. Voi dovete sapere, cari telespettatori, che noi sorridevamo un pochino poc'anzi di questa cosa. Ho detto, caspita, ma allora io devo cambiare tematica, perché il miracolo italiano è questo. C'è una persona che ha la pensione e si rideva su questa cosa. Però ragioniamo, io sono stato in pensione con 39 anni effettivi di lavoro, con 45 anni pensionabili, e in realtà
è come se non fossi in pensione, perché mi stanno facendo lavorare lo stesso per altri motivi, ma anche noi questa sera. Vabbè, torniamo seri. Ma esiste già una realtà, l'ospedale dei Colli è una di queste realtà, dove ovviamente si cerca di ingrandirlo, l'abbiamo potenziato, ingrandito, la nuova direzione generale credo che abbia voglia di percorrere la strada già aperta, è vincente, tant'è vero l'ospedale dei Colli è stato oggetto di pubblicazione scusate la tosse di Sole 24 Ore Sanità Nazionale o della stampa scientifica, e io giro l'Italia a parlare del modello del miracolo ospedale dei Colli in Italia. Detto questo, ma perché è un modello e perché si può fare? Perché non è altro un modo come integrare l'ospedale con il territorio, ma per fare questo occorrono soldi. Allora, se si spendono 1.750.000.000 per fare un mega ospedale che in realtà nel vecchio progetto Patavium, non in quello attuale, esatto, storico, era cos'era, del 2008? Sì, 2009. 2009-2008. Era un ospedale che non più che servire ai padovani, era un ospedale che doveva essere il polo di alta tecnologia della facoltà di medicina di Padova, cosa anche legittima. È giusto che la città abbia una facoltà, una università che sia potenziata, ma allora bisogna essere molto chiari. Allora a questo punto bisogna dire che più di parlare dell'ospedale dei padovani stiamo parlando del potenziamento dell'Università di Padova. Benissimo, se così è, le fonti di finanziamento e le fonti di investimento sono diverse, non possono essere il Servizio Sanitario Nazionale, ma casomai i soldi che servono in buona parte dovranno derivare dal Ministero della Ricerca, dal Ministero dell'Università, da altre fonti, perché prendendole dal bilancio sanitario nazionale vengono sottratte ad altre situazioni. La coperta è corta e quindi... Montante, io le voglio chiedere, perché lei è un tecnico alla fin fine e quindi per lei certi passaggi sono magari molto semplici, io invece sono il classico cittadino, cerco di capire con umiltà e semplicità il perché di andare ad aprire altre strutture, il perché avere qui in Padova un polo importante con comunque la ricerca condotta dagli universitari, quindi c'è l'università che è molto presente nei nostri ospedali, quindi parlo dell'AOP, l'azienda ospedaliera, poi c'è il Sant'Antonio che comunque è prestigioso anche lui come ospedale. Non riesco a capire come mai andare in un'area così, diciamo, distante da altre possibilità che possono essere, tra virgolette, magari la fiera, qualcuno mi ha espresso questo indicativo, oppure altre zone. Parlava anche alla Guizza, sì. Qualcun altro parlava in altre parti. Ma io non vorrei fare un problema di allocazione. No, io voglio parlare proprio del fatto di... I miei dubbi sono, ma che fine faranno poi la ricerca, gli universitari, tutte queste cose qua? Dove vanno? Viene spostato tutto? Ci sono delle domande che io, quando parlo di questo nuovo ospedale, faccio volutamente ai cittadini perché non hanno trovato risposta in modo ufficiale, definitiva, dal dibattito politico e delle istituzioni. Faccio un esempio. Il nuovo ospedale, per ipotizzare un nuovo ospedale, deve partire da un'analisi dei bisogni. Esatto. È stata fatta un'analisi dei bisogni? Nel documento pare che non ci sia questo documento, o se c'è, può darsi che ci sia, ma allora perché non è stato pubblicato? Perché in qualche modo non è stato reso pubblico? Perché non può essere Io continuo a sostenere perché spesso i vertici non fanno presente delle proprie scelte i cittadini, non chiedono opinioni, non vanno... però sta succedendo così, sta succedendo questo. No, perché l'analisi urbanistica e dei costi è stata ben fatta, ma l'analisi dei bisogni no. E l'analisi dei bisogni è la cosa più importante. L'ospedale serve per curare i malati, non serve per costruire, se mi permette. Però, però appunto mi ha detto non c'è, se serve per curare i malati, fateci vedere quell'analisi di bisogno. Poi magari è bellissima, la condividiamo, ma fatecela vedere, fate vedere a noi i cittadini, ma non solo. Ma che tipologia di ospedale deve essere? Visto che sarà pronto fra 10 anni, diciamo 15, e deve durare 60 anni, siamo riusciti a
a tentare di capire quali sono i bisogni fra 20 anni, 30 anni. C'è gente che sono degli studiosi in materia, sono stati consultati, e se sono stati consultati cosa hanno detto? Perché in qualche modo non viene messa a disposizione delle persone questa valutazione? Ma facciamo altre riflessioni e altre domande che sono una provocazione, ma che vorrei che i cittadini rispondessero. Certo. Allora, a parte questo, il progetto del nuovo ospedale fa parte di un progetto complessivo, è un progetto che interessa il territorio, interessa la regione, interessa la città, gli ospedali, oppure è il progetto ospedale? Al di là di un accenno nel nuovo piano sociosanitario regionale, ma che è una cosa molto larga, ma un progetto vero e proprio di integrazione nell'allocazione ospedale di Padova, territorio attorno a Padova, io non l'ho letto, bene, può darsi che io, però ho chiesto in giro, né i giornalisti, né voi, né gli tecnici, noi non l'abbiamo letto. Abbiamo delle definizioni generiche, ma nei fatti non c'è nulla di concreto. E poi il nuovo polo di ospedaliero di Padova è l'unico ospedale che ci sarà fra 15 anni oppure è uno degli ospedali? E se è uno degli ospedali, di quale ospedale? Nel senso che gli altri poi possono sparire in teoria, non si sa neanche questo. L'ospedale civile, bene, dovrebbe sostituire l'ospedale civile. Ma il Sant'Antonio? Esatto. Il Busonera, che fra l'altro è lo IOV. No, perché intendiamoci. So che su quel Busonera che lei ha appena citato comunque ci sono già dei progetti per essere almeno spostato in parte a Castelfranco, se ne parla. Lancio la pubblicità e continuiamo a dibattere e sentiremo anche, se ci risponde al telefono, Claudio Sinigaglia, consigliere regionale, appunto presidente Commissione Veneta Sanità. Magari lui ci può dare qualche risposta, qualcuna di queste cose. Claudio è un carissimo amico, ma credo che le stesse domande che mi faccio io se le fa anche lui. Se le pone anche lui. Vabbè, vedremo. Allora sappiate che noi torniamo subito dopo la pubblicità, vi aspettiamo.